La cattedrale di San Giusto ospiterà le reliquie dei due nuovi santi papi. Ad accoglierle domenica 25 maggio ci sarà il vescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi, che alle 17:30 presiederà la solenne celebrazione eucaristica per la commemorazione dei santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, recentemente canonizzati dal Santo Padre Francesco. Le reliquie, un ex corpore di San Giovanni XXIII e alcuni cappelli di San Giovanni Paolo II, saranno esposte alla venerazione e quindi saranno custodite all'interno del tesoro della cattedrale. Solo in seguito sarà trovato loro un posto diverso all'interno di un reliquiario, appena sarà perfezionato l'accordo con la soprintendenza. Subito dopo la cerimonia invece sarà posizionato all'interno di San Giusto un quadro dipinto da Cesare Sofianopulo, una crocifissione di olio su legno donata dal nipote Marco, che sarà benedetta da Monsignor Crepaldi domenica pomeriggio e posizionata in una parte della cappella sull'ala della Pietà. Sofianopulo che verrà messa in una parete che sembrava che aspettasse, perché in questo momento è vuota, nella cappella, nell'ala. Lo stesso maestro Marco Sofianopulo ha composto un inno su testo di Monsignor Giorgio Carnelos, che sarà eseguito al termine della cerimonia dalla cappella civica.